Streetnews.it, siamo qui al Teatro Nadur con Antonio Manganiello, una prima serata teatrale di quest'anno, i soliti tappi insieme a Luca Sepe e tanti altri ospiti, finalmente è finito. Allora, bravo, detto bene. Qual è l'esito di questa splendida serata? È veramente stata una bella serata. Allora, l'esito attuale tengono su i pazz, si vede anche dagli occhi, però sai, sono soddisfattissimo di come è andata, hanno risposto veramente in tanti, teatro pieno, sold out, ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, ringrazio anche Cucusati che sta facendo cretina all'atleta, in pratica quelli che lavorano dietro le quinte sono stati tantissimi, come Street News, come Davide Napoletano, e diciamo che non finisce qui, ecco, come si suol dire, nel senso che ci è piaciuto così tanto che probabilmente sarà una prima di una lunga serie di tappe teatrali. Sì, in effetti il pubblico ha risposto veramente bene, come tu hai anticipato c'era il tutto esaurito, quindi siete molto esaurito come a me. molto amati e seguiti. Sì, sì, veramente. Poi la cosa bella è che non c'erano solo persone dell'agro nolano, vesuviano, ma addirittura abbiamo scoperto persone da Foggia, persone da Caserta, quindi abbiamo catalizzato un po' l'attenzione di tutti e siamo convinti di poter continuare insomma, su questa strada. E la cosa bella è che siamo partiti da questo teatro di provincia, un teatro che è nato praticamente all'interno di una jazzcal ed è qualcosa di fantastico, perché poi in genere il teatro si trova sempre in posti, sai, altolocati, o San Carlo, o San Nazzara, tutte queste cose che ha puzzi sotto naso. Noi siamo partiti, ecco, dall'umiltà della jazzcal di Cicciano per arrivare a San Carlo a Napoli. Bene, un'umiltà che vi contraddistingue, come sempre. Sempre. Le emozioni immagino siano state comunque molto forti, anche perché questa è un po' la vostra terra. Sì, Cicciano sì, è diciamo, assolutamente, assolutamente. una scelta non a caso. Non a caso, anzi io gioco in casa e quindi siamo partiti proprio da casa mia per poi andare oltre, magari ci spostammo un paio di chilometri. Comunque grazie veramente a tutti, partecipazione massima, io sono felice come un bambino, che ne so, la notte di Natale, ecco, quindi sai, stanco, sornione ma felice, contento e soddisfatto, sì. Benissimo, a questo punto un saluto a tutti i lettori di Street News, credo che ci voglia. Assolutamente, ormai sono il padrino di streetnews.it. Alfred, non scordate, buon anni a te. Un bacio a Davide Napoletano, ma anche a te Margherita, Grazie. a tutti gli amici di streetnews.it. Come diciamo di solito, voi giustate buono, però ovviamente facciamo entrare un attimo anche la nostra mascotte che è Pistillo, eccolo qui, che è stato straordinario perché tra l'altro ha aperto lui lo spettacolo teatrale ed è stato qualcosa di fantastico. Infatti la gente se ne già a casa dopo un minuto. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.